evento importante, ormai fa parte insomma del calendario annuale delle manifestazioni sportive di fuoristrada, delle biciclette, dal 2020. Infatti è nata come una manifestazione collaterale all'arrivo di tappa del Giro d'Italia maschile a Monselice nel 2020 ed è stata anche la prima gara ciclistica effettuata durante il Covid. Quindi un esempio anche in quello di organizzazione e di capacità di gestire anche una situazione emergenziale difficile, ma poi è cresciuta ancora di più perché insomma con questa capacità organizzativa Gianluca Barbieri e il suo staff l'hanno messa a disposizione per farla crescere e moltissimi sono stati gli iscritti anche l'anno scorso. Dall'anno scorso la manifestazione è anche marathon e quest'anno si rinnova perché la capacità di Testa e Bike di Gianluca Barbieri è quella di saper sempre innovare questa manifestazione e attrarre sempre più ciclisti. Ovviamente l'importanza di questa manifestazione non è solo sportiva ma è anche turistica, perché siamo all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei e abbiamo visto insomma un ritorno importante in questi anni come visibilità e quindi anche attrattività di turisti e visitatori nel nostro territorio. La cosa meravigliosa di queste manifestazioni, in particolare della Monselice in Rosa, è che con gli atleti vengono le famiglie e quindi le famiglie hanno il modo, durante la gara soprattutto, insomma, di visitare la nostra città, che è davvero bella, ma anche di visitare l'intero parco regionale, che è un territorio davvero che è altamente vocato al turismo, specialmente quello sportivo. Il 31 maggio vi aspettiamo a Monselice per la Monselice in Rosa MTB Marathon. È una gara importantissima per quanto riguarda il comune perché già l'anno scorso insieme al Giubileo ho portato tantissimi turisti a Monselice insieme a tantissimi atleti di carica internazionale, quindi anche quest'anno siamo contentissimi di avere con noi tanti atleti e a tanti turisti che visiteranno la nostra Monselice. Noi per l'attività sportiva siamo sempre dediti perché comunque Monselice conta oltre 45 associazioni sportive che seguiamo tutte quante durante tutto l'anno, quindi noi per lo sport siamo addirittura d'arrivo con anche l'impiantistica sportiva, quindi per lo sport noi siamo sempre presenti e sempre in collaborazione. Parliamo di 420 persone che lavoreranno per questa manifestazione. L'anno scorso il giudice internazionale l'UCI ci hanno fatto i complimenti anche nel rapportino di fine gara, hanno fatto i complimenti alla nostra organizzazione scrivendo che siamo andati oltre le aspettative dell'Unione Ciclistica Internazionale e lo stesso giudice internazionale di Cipro ha detto che un numero di marshal, di personale che ha visto appunto la Monselice in rosa lo mette insieme in un anno nelle altre gare, quindi molta attenzione alla sicurezza, alla cura anche dei dettagli, quindi insomma tutto passa per queste cose. Diciamo grazie soprattutto all'amministrazione comunale che ci ha chiamati, ci ha presi proprio per i capelli, ci ha portato a Monselice e soprattutto a tutti i volontari e chi ci dà una mano. Devo dire la verità, non trovo assolutamente problemi, difficoltà perché tutti lavorano perché anche la città, nonostante io non sia di Monselice, la città ha capito che è una manifestazione che fa bene al territorio, fa bene alla città e quindi la facciamo col cuore, quando le cose vengono fatte col cuore si capisce e quindi tutti ti danno una mano.